Buongiorno a tutti e benvenuti in questa bellissima cornice di una chiesa trecentesca che contiene il ciclo di affreschi più bello, il ciclo di affreschi rinascimentale più bello di tutta la regione. Sono opera dell'artista Martino da Udine, meglio conosciuto come Pellegrino da San Daniele. E questa bellezza fa sì che si sia a pieno titolo presa così l'appellativo di Sistina del Friuli. L'argomento di oggi è la comunicazione e il processo penale. Allora, la magistratura è un potere indipendente e autonomo, ma non chiuso, non impermeabile né all'esterno né dall'esterno. C'è l'esigenza di trasparenza, c'è la necessità di comunicare, di informare anche per rassicurare i cittadini che alla magistratura si rivolgono. Veniva ricordato ieri sera all'apertura che Václav Havel ha definito la giustizia il potere di chi non ha potere. Quindi è necessaria questa azione di informazione anche nei confronti dei cittadini, anche con uno scopo, se vogliamo, pedagogico. Ma cosa, come e quando avvocati e magistrati possono comunicare? I mezzi di comunicazione possono in qualche maniera influenzare l'esito del processo e condizionare l'attività delle parti. Pensiamo alla pubblicazione di verbali, di intercettazioni. Ecco, quindi è il caso di porre dei limiti, quali sono i rischi. Ecco, di questo parleranno gli ospiti di oggi. Abbiamo qui con noi l'avvocato Campeis e la giornalista Luana De Francisco, e abbiamo da remoto collegato il dottor Claudio Nordio. Claudio Nordio in magistratura dal 1977, è stato procuratore aggiunto a Venezia, poi è stato anche consulente della Commissione parlamentare per il terrorismo e anche presidente della commissione ministeriale per la riforma del codice penale. Ha pubblicato su diverse riviste scientifiche svolge attività forense ed è titolare dello studio omonimo di Udine, in cui operano anche i figli Carlotta e Massimiliano. In 40 anni di sodalizio con il magistrato Arrigo De Paoli ha esplorato il mondo del diritto, cogliendo le novità sia sotto l'aspetto giurisprudenziale che legislativo. Questa attività ha portato anche alla stesura di 14 pubblicazioni e un centinaio di articoli. Saranno intervistati dalla giornalista Luana De Francisco, che è una firma importante del Messaggero Veneto, dove lei si occupa prevalentemente con grande competenza di cronaca giudiziaria. Ecco, quindi auguro a tutti un buon ascolto e a risentirci. Grazie. Grazie Valerio, non è acceso, giusto? Come? Hai acceso? Ok, ecco. Grazie, buongiorno a tutti. Non nascondo che siamo un po' emozionati perché siamo ritornati in presenza, almeno noi che siamo qua. Saluto il dottor Nordio che è collegato. Un tema che è sicuramente, io credo di interesse di tutti, perché attiene a sfere che sono parimenti importanti, no, della nostra vita quotidiana, cioè la giustizia e l'informazione, che poi sono a loro volta oggetto spesso di dibattiti. La giustizia quindi, e qui vediamo rappresentate due delle tre parti del processo, la pubblica accusa e la difesa. Manca il giudice, ma c'è il giornalista che a sua volta comunque rappresenta uno è presente a sua volta, ecco, diciamo,
a qualsiasi procedimento, a qualsiasi cosa più in generale che abbia un interesse pubblico, perché in quanto il suo ruolo è quello di fare un po' come una cinghia di trasmissione, di portare, di consegnare, di svelare al pubblico e quindi alla pubblica opinione cose, argomenti, notizie che altrimenti rischierebbero di rimanere relegate, in questo caso nei palazzi di giustizia. Giornalista però che nell'immaginario collettivo tante volte nel momento in cui pubblica o manda in onda una notizia finisce per essere considerato una sorta di giudice in seconda, perché anticipa il processo, anticipa la sentenza. Allora, quello che mi vorrei soffermare veramente 30 secondi su questo aspetto, proprio per sgomberare il campo da possibili equivoci rispetto al tema che tratteremo questa mattina in questo incontro, e che non è quello della mediatizzazione, no, dei processi intesa quale spettacolarizzazione delle disgrazie altrui, bensì comunicazione di un servizio pubblico qual è la giustizia, preferibilmente attraverso i canali delle cronache giudiziarie, che sono altra cosa rispetto alle derive del cosiddetto processo mediatico. Un giornalista che ambisce a fare bene il proprio lavoro deve necessariamente rapportarsi con entrambi questi interlocutori e deve attingere alle carte giudiziarie. Se manca uno in tutte le sue loro fasi, dall'indagine preliminare, quindi dai primissimi momenti dell'apertura di un procedimento giudiziario, fino alle sentenze anche nei vari gradi di giudizio. Se manca uno di questi strumenti, uno di questi interlocutori, la notizia, l'informazione rischia di essere non equilibrata. Ovviamente però questo è il punto di vista del giornalista, del cronista di cronaca giudiziaria, appunto. Allora io comincerei questo incontro passando la parola al dottor Nordio e mi scuso per la schiena, per le spalle, ma adesso staremo tutti e due a tre quarti, per capire innanzitutto se anche dal suo punto di vista, se anche per la magistratura se anche la magistratura ritenga altrettanto importante e prezioso cercare, servirsi, sfruttare i canali informativi per raggiungere la vasta platea dei cittadini, che sono coloro che stanno fuori dalle procure e fuori dai tribunali. Intanto grazie per l'invito. Spero che si senta, perché ci sono delle difficoltà. Io ho delle difficoltà di ricezione. Voi mi sentite bene? Pronto? Ah, scusate, vedo che mi è arrivato un messaggino che mi sentite. Bene, scusate, io sono una tecnologico. Allora, rispondo sia alla domanda. Io farei una grande differenza nell'ambito della magistratura tra il giudice e... Mi scusi, ma... Forse eravate voi al telefono. Allora, farei una grande differenza tra il giudice e il pubblico ministero. Il giudice deve tacere sempre, perché può esprimersi e deve esprimersi soltanto con il provvedimento giurisdizionale, quindi con la sentenza e la motivazione. Il pubblico ministero è un'altra cosa, è il capo della polizia giudiziaria e ha forse anche il dovere, in un certo senso, di interloquire con i mezzi di comunicazione. Tant'è vero che l'ordinamento giudiziario devolve al procuratore capo della Repubblica e ai procuratori aggiunti il dovere di interpretare e di esprimere l'opinione impersonale della Procura della Repubblica, senza però lasciare spazio ai sostituti che magari nei tempi passati hanno divagato in modo magari diverso tra di loro. Il
fatto stesso quindi che la legge contempli la possibilità e anzi il dovere del procuratore capo di essere l'unico interlocutore con la stampa significa che questo diritto esiste. E perché esiste? Perché il pubblico ministero in Italia è il capo della polizia giudiziaria e quindi quando inizia un'indagine che spesso viene riportata ovviamente con libertà assoluta dai giornali, è bene che la polizia giudiziaria, tramite il suo capo, che è appunto il procuratore della Repubblica, spieghi che cosa sta accadendo, anche per evitare che vengano magari diffuse notizie false, come si dice, tendenziose. Ovviamente i limiti sono molti. Primo, il segreto istruttorio e secondo, direi ancora più importante, la dignità della persona, perché molto spesso si dimentica, anche i magistrati dimenticano la presunzione di innocenza dell'indagato e anche dell'arrestato e ecco allora che si instaura quel cortocircuito infernale per cui poliziotto, procuratore della Repubblica e giornalista mettono in croce il cittadino che magari dopo un processo lungo e doloroso viene prosciolto con formula piena, come è accaduto in questi giorni. Abbiamo visto la polemica sul l'ex sindaco di Lodi e quindi il magistrato si rende in un certo senso complice o comunque corresponsabile della devastazione di questa immagine del cittadino che nessuno poi riuscirà alla fine a compensare. Il dottor Nordio ha accennato alla figura del, chiamiamolo incolpato, insomma l'indagato o imputato che sia, con l'avvocato non possiamo che spostare l'attenzione su colui che nel momento in cui finisce coinvolto in un'inchiesta giudiziaria, finisce anche esposto appunto al pubblico giudizio, stritolato in un sistema che se da un lato tutela il sacrosanto diritto di cronaca e dall'altro però, come vedremo, ancora non prevede delle regole certe per quanto riguarda la comunicazione istituzionale. Come diceva il dottor Nordio, quindi un sistema che finisce per lasciare in secondo piano il principio della presunzione di innocenza e per privilegiare una comunicazione circa quasi, insomma, un'informazione in cui nella quale gli elementi sono ancora assolutamente parziali, perché appartengono al pubblico, alla pubblica accusa, sono non cristallizzati e sono indiziari, insomma, in buona sostanza. Qualche giorno fa sul Buongiorno e sulla rubrica Buongiorno della Stampa, Mattia Feltri ha fatto un bel articoletto che in poche parole interveniva disquisiva sui diritti in nome dei quali da tempo si fa scempio del diritto. È interessante, merita andarlo a cercare. E allora chiedo all'avvocato se sia questo lo stato di diritto in cui il cittadino si aspetta di vivere e cosa possa e talvolta si veda costretto a fare l'avvocato per tutelare il proprio cliente in questa fase. Penso che il tema oggi vada posto non in termini classici di rapporti fra il terzo e il quarto potere, cioè la giurisdizione e i media, ma va posto proprio in termini di diritti fondamentali. Il dottor Nordio icasticamente l'ha enunciato. Qua c'è un problema, uno fra i vari, della dignità. Allora, se noi siamo, e come siamo effettivamente, nell'ambito di un sistema integrato delle fonti e dove vengono valorizzati i diritti fondamentali sulla base di un principio di tutela multilivello, cioè al cittadino deve essere garantito il maggior livello di tutela fra la nostra Costituzione, la Convenzione Europea dei diritti dell'uomo e la Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea. Allora l'ottica in cui vedere questi temi si deve spostare dal diritto all'informazione, che comunque è un diritto costituzionalmente garantito nei suoi aspetti, obbligo di informare e diritti di essere informati, ma anche gli altri diritti costituzionalmente e convenzionalmente garantiti, dove in Italia siamo in ritardo e dove il legislatore è stato latitante, perché se voi leggete l'ultima sentenza anzi ordinanza della Corte Costituzionale, che è stata investita dal tema proprio in forza di precedenti sentenze della Corte di Strasburgo,
manda un messaggio inequivoco al legislatore dicendo: guarda, io sospendo il mio giudizio perché tu legislatore devi renderti conto che la valutazione che hai fatto di comparazione fra i diritti in contrapposizione, quindi questa valutazione di prevalenza dell'uno o dell'altra con la normativa passata è superata dalla realtà sociale, è superata dai mezzi tecnologici di informazione, e quindi provvedi a ridisciplinare tenendo presente proprio il tema della dignità, il tema della presunzione di innocenza. E anche sulla presunzione di innocenza noi abbiamo un legislatore che è inerte. Se voi pensate che esiste una direttiva europea del 2016 che impone la comunicazione da parte delle pubbliche autorità, ivi compresi magistrati e rappresentanti della pubblica accusa, che condiziona alla esigenza di indagini o dall'interesse pubblico e vuole che sia garantita anche in maniera indiretta la presunzione di innocenza. Noi abbiamo non colpevolezza, articolo 27, a livello europeo, Carta dei diritti fondamentali, Nizza, Strasburgo, abbiamo il principio di innocenza. Che cosa ha fatto il nostro legislatore? Si è svegliato 5 anni dopo, c'è la legge delega dell'aprile di quest'anno, e a differenza delle altre recezioni di normativa comunitaria non hanno anche indicato dei principi delle direttive, perché noi ci consideriamo già ultra garantisti e ci consideriamo al di fuori di queste tematiche. Noi siamo inadempienti anche ad obblighi europei, perché se voi andate a vedere è dal 2003 che l'Europa si sta interessando con decisioni del Consiglio e dà indicazioni precise sulla gestione dell'informazione, proprio a tutela di principi fondamentali che sono la dignità. La dignità, si dice, ed è giusto che sia, è l'unico diritto ed è il principale a livello europeo che non può essere soggetto a compromissioni, a riduzioni e a contemperamenti con gli altri, a differenza di quello della vita. E vi sembra assolutamente strano, ma è così, è il principio cardine. Si dice che la dignità è un principio, è un diritto che non si acquisisce per meriti e non si perde per demeriti. Questo è emerso recentemente sulle tematiche sempre di origine europea relative alla fine pena mai, e quindi esatto, allora dico, se questo è il tema, la comunicazione diventa e deve orientarsi in tutela di questi diritti. Ma c'è normativa secondaria, soft law. Il Consiglio Superiore della Magistratura nel 2018 ha indicato delle direttive ai propri uffici che sono distinte fra uffici del pubblico ministero e magistrati, e inizia a recepire tutti questi principi della nostra Costituzione. Il fatto è che siamo in ritardo e di fatto non li recepiamo. Allora torniamo velocemente al problema dello Stato di diritto. Che cosa può succedere? Cosa è possibile fare per il cittadino? Beh, c'è una via, perché qua noi da più di 10 anni è iniziato questo movimento nei confronti delle istituzioni nazionali perché rimedino a questo sistema. Allora si dice deve intervenire nel margine di apprezzamento, cioè lo spazio di libertà che ha il legislatore nell'ambito dei diritti fondamentali di individuare una regolamentazione, deve intervenire. Se non lo fai in concreto, se i tuoi organi non lo fanno, tu risponderai a livello risarcitorio, sanzionatorio. E questa è una novità che sta emergendo, l'estrema ratio, la possibilità del soggetto, che non è solo l'indagato e l'imputato, ma anche la parte offesa, pensiamo anche a quella. Se voi leggete il comunicato che ha fatto la Corte di Strasburgo ieri su quella sentenza che ha condannato l'Italia perché i giudici hanno offeso la dignità della parte offesa in un provvedimento giurisdizionale, vi rendete conto che abbiamo bisogno di fare ancora qualche passo in Italia sul tema dei diritti fondamentali, e abbiamo bisogno quindi di trovare delle soluzioni che, se il legislatore non porrà mano in maniera adeguata e se anche non cambierà l'approccio giurisprudenziale, l'approccio operativo, potrà esserci una responsabilità dello Stato per avere, tramite i suoi organi,
permesso la violazione dei diritti fondamentali, oppure per non aver impedito che privati abbiano commesso queste violazioni? Beh, tra dottor Nordio e avvocato Campeis abbiamo già un quadro amplissimo che potrebbe essere sviscerato punto per punto, dalla dignità alla latitanza del legislatore a tante cose ancora. Dottor Nordio, però torniamo un attimo coi piedi proprio, io direi, dentro le procure della Repubblica, per completare, diciamo, il ragionamento che ha fatto, che ci ha suggerito all'inizio, che ci ha proposto all'inizio, cioè per passare dal generale al particolare. Anche perché il dottor Nordio ci ha spiegato come ci sia una persona che è deputata alla comunicazione verso l'esterno. Allora, mentre lei parlava, io ricordavo, non l'ho visto sui giornali oggi, ma ieri sì, una polemica che è già cominciata a esplodere su qualche testata rispetto allo show che sta facendo mediatico, che a cui sembrerebbe stia dando, di cui stia dando prova il procuratore capo di Verbania sul caso della funivia. Parla troppo, parla ogni giorno, sta massacrando mediaticamente gli indagati. Allora, dottor Nordio, fermiamoci un attimino sul meccanismo, cerchiamo di capire anche con noi che siamo le cinghie di trasmissione, come dicevo all'inizio, e quali siano le modalità di comunicare un procedimento, un'inchiesta giudiziaria, per esempio, quali sono le modalità sia in termini di tempistica, per tempistica intendo qual è il momento giusto per dare un'informazione alla stampa e quindi all'opinione pubblica, in termini di contenuti e continenza, pensiamo alle intercettazioni, quali carte metto nelle mani del giornalista, e in termini appunto di gestione, come si diceva, perché poi la notizia, lo sappiamo, filtra comunque, le notizie filtrano comunque, perché la filiera di un procedimento penale, cioè il procedimento è lunga, il procedimento è nelle mani di tante persone, quindi in un modo o nell'altro rischia di sfuggire dalla gestione della persona che è deputata a questo. Ecco, dottor Nordio, ci spieghi un attimo, entriamo un po' meglio nel meccanismo per quello che c'è o per quello che è stato finora regolamentato, per quella che è stata la prassi all'interno delle procure. Beh, lei ha fatto una domanda molto articolata che tocca molti punti. Mettiamola così, c'è un modo di diffondere o di lasciare che vengano diffuse le notizie in modo lecito e uno in modo illecito. Il modo lecito è quello del procuratore della Repubblica che fa una conferenza stampa. Che poi durante queste conferenze stampa esageri, parli troppo e magari parli a sproposito, questa è un'altra questione, e ognuno poi giudicherà l'operato del procuratore capo, del procuratore aggiunto, secondo i criteri che abbiamo detto prima, quindi se ha salvaguardato la presunzione di innocenza dell'indagato, se ne ha salvaguardato la dignità, se ha parlato troppo, diciamo, violando il segreto istruttorio, se ha in questo caso portato anche le prove o gli indizi a favore dell'indagato, perché il compito del pubblico ministero è anche questo, e poi direi alla fine se la stampa, perché anche voi siete diciamo in ballo in questo, se la stampa ha dato alla difesa la stessa opportunità, cioè lo stesso risalto che ha dato all'accusa, perché se si lascia parlare 5 minuti il procuratore capo e non si interpella neanche l'avvocato, lo si interpella per pochi secondi, magari tagliando nelle parole, la cosa è squilibrata. Questo però rimane nell'ambito del lecito e quindi della opportunità poi di vagliare se quel procuratore capo o il procuratore aggiunto siano stati, diciamo, coerenti e anche diciamo, in grado di espletare la loro funzione in modo adeguato, corretto e imparziale. Poi ci sono quelli illeciti, e quelli illeciti, ho detto prima, quando si diffondono o si lasciano che vengano diffuse delle notizie che dovrebbero essere riservate e che vengono, come dire, lasciate in balia della stampa, magari dopo un'accurata selezione. Lei ha toccato prima il problema delle intercettazioni, che direi è il più lacerante.
anche perché il diritto alla riservatezza delle comunicazioni è un diritto primario garantito dalla Costituzione e quindi non può cedere di fronte a nessun altro diritto, se non nei casi stabiliti dalla legge, ma non certo alle diffusioni di notizie che illegittimamente vengono date ai giornali. E da chi vengono date? Vengono date spesso dagli stessi magistrati e poi a scalare anche da altri che ne vengono a conoscenza. Però quando queste notizie vengono fornite bisognerebbe aprire delle indagini per la violazione del segreto istruttorio. Io non ne ho mai viste aperte, anche perché i magistrati dovrebbero indagare su se stessi, perché sono i primi a essere sospettati. Il nostro orgoglio maggiore quando io ho coordinato l'inchiesta del Mose di Venezia è che a fronte di 300.000 ore di intercettazioni ambientali, direzionali, telefoniche e altro, non è apparsa una sui giornali di illecita. Se si vuole si può, ma perché continuano ad apparire? E perché il legislatore non interviene? E qui bisogna essere lei mi ha chiesto di essere realistico e io dirò che sono anche cattivo. Il legislatore non interviene per una ragione molto semplice, che da 20 anni a questa parte, cioè da Tangentopoli, spera di servirsi delle indagini giudiziarie per far fuori l'avversario politico e attraverso quella stupidaggine che ha, diciamo, elevato al rango di norma vincolante, cioè che è sufficiente che una persona venga raggiunta da un'informazione di garanzia per doversi dimettere dalla carica o per addirittura per rinunciare a una candidatura, ha messo nelle mani delle procure, dei giornalisti, questa arma micidiale che è la diffusione di notizie, magari in modo fasullo e comunque in modo illecito, e in questo modo ha eliminato una serie di avversari. Poi qualcuno si pente, come è accaduto ieri con Di Maio, ma sono 20 anni che sta andando avanti così. E questa è una grandissima colpa della politica che ha voluto sfruttare e continua a farlo le indagini giudiziarie per eliminare quegli avversari che non riesce a eliminare attraverso la via elettorale. Sindaco di Lodi, io con quella avrei voluto chiudere, ma insomma, probabilmente non ce la faremo, ma è sintomatica del mondo, del sistema in cui ci si barcamena. E avvocato, a parte il fatto che mi pare che adesso lei ci racconterà un aneddoto rispetto al segreto istruttorio, ma adesso vediamo. Comunque torniamo con l'avvocato dalla parte della gente, del popolo direi, perché sussiste il problema della corretta comunicazione ai non addetti ai lavori. Io parlerei di una alfabetizzazione, cioè a coloro che non hanno una formazione giuridica. E faccio un esempio per essere più comprensibile. Vi ricorderete un paio di anni fa quella sentenza che ha fatto tanto discutere, è stato creato grosso scalpore, sentenza della Corte d'Assise d'Appello di Bologna che concedeva le attenuanti generiche a un omicida che ritenendo che avesse ucciso la propria compagna spinto da una soverchiante tempesta emotiva. Questo scatenò il problema è che tante volte le sentenze, le decisioni dei giudici sono indecifrabili, da qui quindi l'importanza di una corretta comunicazione, la preziosità anche dell'avvocatura che funge anche come intermediario, come interprete di quella materia, la materia giuridica che il cittadino non conosce. In questo senso, ne parlavamo l'altro giorno, la Corte Costituzionale per esempio sta compiendo grossi passi in avanti, sta facendo un ottimo lavoro proprio per cercare di colmare quel gap e creare un fil rouge con il cittadino, un filo diretto col cittadino, e di questo peraltro si parlerà anche domani nel corso di un incontro organizzato sempre al Festival Costituzione. E allora a lei che si tiene sempre informato, come abbiamo visto, al passo anche con l'Europa, chiediamo quale sia il punto di questo work in progress, quali sono le indicazioni che ci stanno dando la Corte Costituzionale e l'Europa. Sì, le indicazioni sono precise, promanano dall'Europa e sono state recepite anche dalle linee guida del Consiglio Superiore della Magistratura del 2018. Stiamo lavorando sul fronte, la dottoressa Stagio sta facendo un lavoro splendido a livello della Corte Costituzionale, però questo tema deve essere affrontato a livello di tutte le magistrature e tutte le giurisdizioni. Inizia dalle corti europee. Io ieri ho avuto la curiosità, avete letto anche voi, quella sentenza che condanna l'Italia per
violazione della dignità da parte dell'organo giurisdizionale, la Corte d'Appello di Firenze. Mi sono meravigliato e ho detto, voglio capire di che cosa si parla, e sono andato sul sito della Corte Europea dei Diritti dell'Uomo, dove c'è proprio l'abstract e la sintesi comunicativa, e spiega in parole povere, comprensibili ai più, qual è il contenuto della sentenza, qual è in sintesi il caso che l'ha occasionata e quali sono i principi enunciati. Ecco, questo già i nostri giudici, in base non a una normativa specifica, a una normativa di grado inferiore, che sono le linee guida del Consiglio Superiore di Magistratura, dovrebbero già farlo. Però il problema si pone in questi termini. Non siamo, cioè la comunicazione è un'arte, una scienza, una professione, non possiamo inventarcela. O c'è un soggetto preposto, la Corte Costituzionale, la dottoressa Stasio, bravissima, e gli altri magistrati non sono oggi in grado di farlo e devono avere una formazione per poterlo farlo. Siamo in fase di avvio, in grande ritardo, ma subiamo una pressione da parte d'Europa, perché negli altri paesi si è già in fase avanzata, in quanto si ritiene più che opportuno, necessario, che in un paese democratico, in uno Stato di diritto, il cittadino possa sapere e conoscere che cosa fa e come agisce la magistratura, e possa essere in grado di comprendere anche il suo operato, il suo funzionamento, le motivazioni che sono dietro a una decisione il cui enunciato sintetico può essere inteso malamente o frainteso. Controllo l'ora. Allora, dottor Nordio, si può comunicare anche indirettamente attraverso situazioni, fatti, storie, vicende che poi si lasciano commentare da sole. Ora, noi abbiamo lei ospite oggi, e dove non potevamo esimerci, ed è doveroso, ritengo, spostare anche l'attenzione quindi su quelli che non è sbagliato definire scandali che stanno sconquassando la magistratura in quest'ultimo periodo. Quindi Palamara, Amara, l'avvocato Amara, Davigo stesso, insomma, tanto si è scritto. E il Presidente della Repubblica Mattarella, nel giorno della commemorazione per i 29 anni dalla strage di Capaci, ha rivolto un appello forte alla magistratura, ricordando come divisioni e polemiche minino il prestigio e l'autorevolezza dell'ordine giudiziario. Allora le chiedo cosa stia succedendo. Sembra che stia avvenendo una implosione all'interno nei vertici di una categoria che invece dovrebbe distinguersi proprio come super partes agli occhi del cittadino. Beh, purtroppo è così, e probabilmente è anche peggio di quello che appare. Lo scandalo Palamara ha messo in luce una realtà che peraltro tutta la magistratura conosceva, cioè la spartizione correntizia, il mercimonio delle cariche che avvenivano agli alti livelli del Consiglio Superiore della Magistratura, il quale Consiglio della Magistratura è espressione delle correnti, come il Parlamento è espressione dei partiti, e quindi con una relazione strettissima, con un vincolo quasi indissolubile tra elettori ed eletti, cioè i magistrati che li eleggono nelle correnti e i magistrati eletti e CSM che poi regolano, diciamo, la carriera dei magistrati, per cui c'è questa autoreferenzialità della magistratura sulla quale nessuno ha mai messo mano, dietro l'alibi abbastanza, posso dire, stupido e insostenibile dell'autonomia e dell'indipendenza della magistratura, che sono tutt'altra cosa. Qui invece c'è una vera e propria irresponsabilità della magistratura, che non ha mai risposto a nessuno tranne che a se stessa, e quindi era inevitabile che accadesse quello che è accaduto con lo scandalo di Palamara, che peraltro rappresenta la punta di un iceberg. E sia detto tra l'altro a chiare lettere, io ieri ero a Napoli proprio a un convegno con il dottor Palamara. Il dottor Palamara è certo in parte carnefice, ma anche in parte vittima di questo sistema. Il Consiglio Superiore ha pensato di cavarsela radiandolo tout court dalla magistratura, ma ha messo un tappo, un coperchio su una pentola che prima o dopo esploderà. E infatti sta esplodendo adesso con il secondo scandalo, che è ancora più grave, che è quello di Milano, dove un pubblico ministero, un sostituto procuratore, violando le leggi,
ha consegnato dei verbali secretati a un membro del Consiglio Superiore della Magistratura che non aveva nessun diritto di riceverli in modo così informale e personale, perché se il sostituto vuole fare delle rimostranze e ne ha il pieno diritto, deve farlo per via gerarchica attraverso il procuratore capo, anche se ha delle rimostranze contro il procuratore capo, ma deve farlo per l'inoltro al Consiglio Superiore della Magistratura, cioè all'ufficio di presidenza, in modo impersonale. Qui adesso Brescia sta indagando se siano stati commessi dei reati da parte di chi ha diffuso questi verbali e anche da parte di chi li ha ricevuti. Penso che lo scandalo maggiore sarebbe se queste inchieste non andassero avanti. Lo scandalo maggiore ancora sarebbe se la magistratura cercasse di convincere i cittadini che tutto sommato si tratta di una cosa da poco e che riuscirà a far pulizia in casa propria da sola. No, non è così. Lo scandalo è enorme. La magistratura ha dimostrato di non essere minimamente in grado di autoregolarsi e di autoriformarsi, ed è anche questa una ragione per la quale già l'anno scorso io avevo proposto, mi ero associato alla proposta di una commissione parlamentare che indagasse con tutti i poteri di una commissione inquirente su questi rapporti anomali tra giustizia, tra politica, giustizia e mass media. Ripeto e concludo dicendo che secondo me il peggio deve ancora emergere, e quello che più mi addolora è che alla fine l'immagine della magistratura intera ne esca devastata, quando non è così, perché non è un luogo comune quello di dire, ma è la verità. Io ho fatto per 40 anni il pubblico ministero e queste cose le scrivo da 25 anni, quindi le scrivevo in tempi non sospetti. Queste critiche al correntismo, al CSM, al carrierismo, alla diffusione dei segreti fatti dai magistrati, eccetera, eccetera, però la grande maggioranza dei magistrati lavora bene, lavora con coscienza e non si merita questa serie di secchiate di fango che si sono trovati addosso. E purtroppo invece oggi è così, e la cittadinanza, i cittadini hanno perduto, come si vede anche dalle stime dei sondaggi, una buona percentuale di fiducia nei confronti dei magistrati. Sì, ecco, infatti non bisogna mai fare di tutte le erbe un fascio in qualsiasi categoria, ovviamente, quindi torniamo nei nostri tribunali, quelli nel caso specifico friulani, dove tutti noi conosciamo giudici, magistrati stimabilissimi. E introduco, perché poi qui dobbiamo chiedere, non dobbiamo parlare di massimi sistemi, stiamo parlando di comunicazione di cittadino. Allora cerchiamo di capire quanto interessi anche al cittadino essere informato. Allora introduco la successiva domanda all'avvocato Campeis con la mia umilissima esperienza quotidiana nelle aule dei tribunali o nelle procure, e io posso dire, visto che ci vado praticamente ogni giorno, di avere notato che le aule spesso siano sostanzialmente vuote, cioè al netto delle parti del processo, dei testi e dei consulenti, non c'è pubblico, eppure le udienze sono pubbliche e quasi tutti i processi sono a porte aperte. Salvo qualche, il duplice omicidio di Pordenone, ecco sì, lì c'erano le folle, ma perché c'era una certa morbosità anche oltre alla curiosità. E questo però è uno scenario che confligge con l'interesse che viene dimostrato dalla popolazione verso certe trasmissioni, certi programmi televisivi che si occupano di cronaca nera e giudiziaria, e penso a Quarto Grado, Chi l'ha visto, il leggendario Un giorno in pretura, ma poi le interviste e le storie della Leosini. Ecco, questa divaricazione sulla quale chiedo di soffermarsi all'avvocato che ha trascorso nelle aule dei tribunali la maggior parte della propria vita professionale e che si è occupato, che ha gestito alcuni dei casi mediaticamente più interessanti a livello nazionale e internazionale. Uno su tutti, vi ricordo, il caso di Eluana Englaro. Ecco, quindi mi chiedo se ci sia più indifferenza o più invece una ricerca morbosa, come dicevo prima, curiosità rispetto al processo e alle sorti dei protagonisti del processo. Io penso che
quello che è il nucleo centrale del giustizia, il momento della pubblicità che viene enfatizzato in tutte le carte costituzionali nazionali e sovranazionali, ha perso di significato. Io ho ricordo di inizi della professione al Tribunale Tolmezzo, avevo le persone che seguivano l'intero venerdì l'udienza penale perché faceva parte di una partecipazione del pubblico alla giustizia, all'informazione e l'interesse per la gestione. C'è stata un studio anche del fenomeno, perché quello che lei ha attestato e accettato è indiscusso, indiscutibile, ormai le aule sono vuote, a nessuno interessa il processo. C'è stato un libro bianco sulla informazione, la formazione e l'interesse del pubblico per le notizie ad opera del mi sembra sia un'associazione degli avvocati, è pubblicato nel 2012, e dice che in realtà le notizie che vengono pubblicate sono circa il 37% sugli arresti, il 25% sulle indagini preliminari e il 10 o anche meno per cento sulla sentenza definitiva. Questo è anche legato al fatto che in Italia i processi avvengono in tempi biblici, la gente si dimentica, ha il diritto anche di dimenticare. Io non lo so perché ci siano delle diversità fra uno e l'altro, ma noi abbiamo fatto una figura splendida come Stato di diritto col processo della Costa Concordia, il Schettino, in 5 anni ha fatto primo grado, secondo grado, Cassazione, e c'era procedimento ordinario, parti civili, responsabili civili, processo complessissimo, e quello è stato seguito con maggiore interesse certamente perché ha avuto una certa tempestività, ma quando ci troviamo a conoscere di fatti che sono successi una decina, una dozzina, una quindicina di anni fa, sono mai dimenticati. E allora torniamo al soggetto, alla dignità, alla reputazione, che viene infranta come? Con l'esigenza di fare un giudizio immediato, cioè quando si aprono le indagini e quindi partecipare o far partecipare a un pubblico che è, si dice statisticamente, colpevolista, perché il processo anticipato è una condanna, non è un'assoluzione, e quindi si viola il principio fondamentale del 27 Costituzione, quello della Carta Europea dei Diritti Fondamentali, su cui dobbiamo ancora legiferare in Italia adeguandoci alla direttiva, lo si viola proprio in questa maniera, perché andiamo in processo mediatico dove la partecipazione della difesa è minima. Sempre quello studio statistico dice che questi articoli e questa attività vede partecipare meno del 20% la difesa, lo diceva prima anche il dottor Nordio, mentre l'accusa perché è fisiologica una asimmetria informativa. Noi abbiamo un bel processo di parti, ma il processo di parti inizia il dibattimento. Prima il pubblico ministero è titolare delle indagini, ha il materiale in mano e lo utilizza come ritiene e come può. Che cosa fa l'avvocato dall'altra parte? L'avvocato dall'altra parte è in croce perché ha il cliente che vorrebbe far valere immediatamente le proprie ragioni e dimostrare che è innocente. Ha un obbligo di fare l'interesse del cliente, e se l'avvocato è prudente alla fin fine dice mi astengo dal comunicare perché sarebbe abbastanza imprudente andare a anticipare elementi difensivi senza conoscere le carte che ha in mano l'altro. E allora che cosa si fa? Ci cerca chi può, chi è in grado, cerca di gestire questo fenomeno del processo mediatico rivolgendosi chiaramente a professionisti della comunicazione, con grossi oneri e grossi impegni, ma anche lì ti trovi in posizione di inferiorità, perché puoi in qualche maniera arginare l'attività degli altri, ma devi rivolgerti a un professionista e devi cercare canali, perché mentre il magistrato o il rappresentante della pubblica accusa con le informazioni che passano a un rapporto privilegiato con la stampa e viene ricercato per l'informazione, il difensore non ha questa possibilità, oltre a, ripeto, sarebbe folle lo facesse in proprio, però non ha la capacità. Allora dovrebbero valutare assieme il comunicatore, che è un professionista, con l'avvocato,
che cosa e come difendere. Io quando ho letto sul giornale che Grillo Senior ha parlato anche con gli avvocati prima di fare il video, comincio a dubitare di quella verità o di quegli avvocati che gli abbiano permesso, dico, perché l'obbligo impeditivo non è previsto nel nostro ordinamento, neanche a livello deontologico, però è veramente andrebbe imposto. Quindi il tema è di questo tipo qua, ma questi fenomeni sono vietati, risultano e dovranno essere vietati dalla normativa di attuazione di quella direttiva. Non si può anticipare una condanna, anche indiretta. Voi leggete la normativa comunitaria, è molto più concreta di quello che immaginiamo. Non si può neppure far pensare che il soggetto sia responsabile. Tutta la tematica che ho detto va per l'imputato, ma che può essere applicata anche alla parte offesa. Ma torniamo allo Stato di diritto, perché noi siamo convinti ancora di essere una culla del diritto, lo Stato del diritto, di non avere bisogno di lezioni nessuno, abbiamo una Costituzione splendida, però non è sufficiente per affrontare questi temi. Quando ci dice, ed è pacifico, lo dice anche la Corte Costituzionale, che in Italia il nostro sistema non solo normativamente inefficace, ma concretamente non funziona. Diceva prima il dottor Nordio, fuggono le notizie, sappiamo chi le dà e non si fa niente. E ridevo io prima perché anni fa è successo a Udine che un giornalista intimorito dice devo presentarmi dal procuratore perché sono venute a farmi delle perquisizioni per le notizie che sono state emerse. Ed era una delle rarissime indagini che erano state avviate per fuga di notizie, perché il PM titolare delle indagini sapeva di non averle date lui. Io mi sono presentato dal PM senza l'indagato dicendo scusi, se dobbiamo riferire la fonte, guardi sarà un po' deludente per lei perché è il suo collega, e lì è finito, non si è acquietato. Ma sotto questo profilo anche il permettere tutto questo in uno Stato di diritto comporta responsabilità. Il tema a cui prima ho accennato, la vittima di questi comportamenti che si vede lesa nella dignità o nel diritto alla reputazione ha diritto che lo Stato vi provveda e se non vi provvede deve risarcirlo. Questo è il messaggio che ci arriva dalle Corti di Strasburgo. E questa è l'evoluzione ulteriore a cui dobbiamo arrivare. Quindi, in qualche maniera, chi è vittima di questi comportamenti, anche del legislatore, voi dovete prendere atto che di recente si è ammessa da parte della giurisprudenza italiana la responsabilità dello Stato per difetto del legislatore, questo nell'attuazione della normativa Unione Europea. Però stiamo avanzando sotto quel profilo, quindi alla fine la sanzione ci sarà, prima o poi questo adeguamento in Italia dovrà avvenire, gli strumenti ci sono, le indicazioni pure, dobbiamo prendere come altre cose seriamente con la parte normativa e la parte anche poi concreta, gestionale, attuativa di queste normative. E guardi avvocato, quando ci sono le regole siamo veramente meglio tutti, perché sappiate che anche noi come categoria, nel momento in cui cominciamo a dare notizie rispetto a un'indagine che è appena in fase preliminare, se non mettiamo i nomi, se non pubblichiamo i nomi, siamo bersagliati dalle critiche del lettore che pretende, il lettore forcaiolo, che pretende i nomi degli indagati. Allora, io temo che non ci sia tempo per le domande, perché siamo... Valerio, dimmi tu, 54, forse un minuto. Allora, una domanda al volo, facciamo un'unica deroga. Le porto il microfono. Scusi un attimo. Di questo diritto della tutela, diciamo così, dell'angariato dalle notizie, ma lei è in grado di citare un solo caso in cui questa tutela dello Stato nei confronti di questa persona offesa si sia concretizzato? Assolutamente no. Che ci siano dei precedenti della Corte di Strasburgo in vari paesi europei, i 47 che fanno parte della CEDU, sì. Quindi è un qualche cosa che si sta evolvendo e sta montando. I tempi sono lunghissimi
Spesi con i due giornalisti Belpietro e Sallusti, parliamo di 10 anni fa, siamo arrivati alla Corte Costituzionale del maggio di quest'anno, cioè l'evoluzione è molto lenta, però questa è la tendenza, perché non possiamo più sottrarci, siamo entrati in questo meccanismo, abbiamo recepito col 117 Costituzione la Convenzione Europea dei diritti dell'uomo, abbiamo accettato la giurisprudenza di Strasburgo, e siamo parte dell'Unione Europea, quindi Strasburgo e Lussemburgo prima o poi ci chiudono la strada, ci sbarrano, e quella responsabilità dobbiamo arrivare. Ma i tempi sono lunghi, ripeto, i processi sono in corso. Vedete, la normativa sulla sanzione penale del giornalista è un tema aperto da una dozzina d'anni. La Corte Costituzionale gli ha detto adesso, come il caso Cappato, vi do, legislatore, un po' di tempo, dopodiché se non provvedete voi, provvedo io. Però sei tu, legislatore, che devi nel margine di apprezzamento trovarmi un equilibrio nuovo. Non sono io, Corte Costituzionale, che posso essere solo dirompente e non posso costruire, perché non è lo spazio, non è il campo mio, non è cosiddetta una decisione a rime obbligate, quindi che comporta necessariamente una soluzione. Suggerimento al Festival Costituzione potrebbe essere un prossimo tema, visto che è stato sollevato sia dall'avvocato che dal magistrato, quello della latitanza del legislatore, laddove poi che costringe gli organi giurisdizionali a colmare gap, a colmare dei vuoti normativi fondamentali per il nostro vivere quotidiano. Io chiuderei però ridando la parola per un saluto veloce al dottor Nordio, visto che non è qui presente con noi, ma faccio chiosare a lei, dottor Nordio, veramente un minuto, con un episodio, se c'è un aneddoto, se c'è, di conflitto mediatico che lei ha avuto nella sua carriera. Io credo che lei alluda a uno di cui abbiamo parlato a suo tempo confidenzialmente. È accaduto questo: quando io inviai l'informazione di garanzia all'onorevole D'Alema per finanziamento illegale dei partiti più di 20 anni fa, nessuno la seppe, nessuno la conobbe e fu diffusa dal suo avvocato difensore, perché avevo chiamato il colonnello della Guardia di Finanza incaricato della notifica e l'avevo minacciato di impiccarlo per i piedi al campanile di San Marco se la notizia fosse trapelata. È accaduto invece il contrario quando ho chiesto l'archiviazione per la posizione dell'onorevole D'Alema, perché c'era la prova che il partito avesse preso i soldi, ma non che lui ne fosse responsabile, e quindi il principio che non potesse non sapere per me, garantista, non valeva. Quando chiesi l'archiviazione, l'onorevole D'Alema, vi fu una fuga di notizie di un giornale che ne venne, diciamo, in possesso in modo improprio, la pubblicò a mezzanotte, e il Corriere della Sera, quando seppe che un giornale concorrente stava pubblicando quella notizia, che era una notizia importante, cambiò testata e quel giorno avemmo 2 edizioni del Corriere della Sera, la prima quella ordinaria e la seconda che rimediava al cosiddetto buco e riportava in prima pagina la notizia che il dottor Nordio, che il PM di Venezia, aveva chiesto l'archiviazione per l'onorevole D'Alema. Ecco, sì, è un aneddoto, ma come questi ce ne sono molti, perché i giornalisti sgomitano tra di loro e talvolta arrivano anche a mezzucci abbastanza illeciti per potersi accaparrare delle notizie in esclusiva. Grazie. Grazie a tutti e un arrivederci anche ai prossimi incontri che avrete modo di vedere sul programma. Chiarissimi i relatori, grazie dottor Carlo Nordio, grazie avvocato Campeis e grazie alla signora Luana De Francisco. Di nuovo un arrivederci a tutti e una raccomandazione a partecipare agli altri eventi in programma. Buongiorno.